Le scene si svolgeranno una proprio sulla fantastica lezione, la scena di incontro tra Maria e poi invece si sta dall'altra parte, quindi da questa parte a vedere. Stiamo attraversare la zona delle telecamere. Giulietta! 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 Insomma, nutrice, dov'è Giulietta? Le ho detto già 3 volte di smetterla di trastullarsi con la musica, giuro. Com'è vero che a 12 anni ero ancora vergine. Mi sembra... eccola che arriva. Giulietta, fa presto! Eccomi. Devo farti un discorso. Sta arrivando. Eccomi. Si tratta di questo. Nutrice, lasciaci sole, dobbiamo parlare. Nutrice torna indietro. Nutrice, torna indietro. Mi sono dimenticata che anche tu dovevi sentire. Sai che mia figlia ha una bella età. Certo, potrei dire quante ore ha. Ha 14 anni. No, ci scommetto 14 denti e mi dispiacerebbe perché ne ho solo 4. Che non ha ancora 14 anni. Quando arriva il 1° agosto? Tra una quindicina di giorni, una quindicina e rotti. Rotti o sani, fra tutti i giorni dell'anno arriva il 1° agosto. Ciò chiarito, Giulietta avrà 14 anni la notte della vigilia del 1° agosto. Moria Vergine, che memoria! 11 anni fa l'ho svezzata e mi ricordo ancora il giorno. E con tutti i bambini che hai svezzato, come fai a dire una cosa del genere? Bocca della verità, sei sicura? Certo, come sono sicura che chi la fa puzza. Era il giorno... Era il giorno del terremoto. Era il giorno del terremoto. Me ne stavo lì, seduta, sotto il muro della colombaia. Mi ero spalmata l'assenzio sulla mammella ed ero lì. Ma lei, appena succhiò il capezzolo e lo sentì amaro,
Maria Vergine, questa scemetta, la stizza, e vederla come litigava con la mammella. E a quell'età sapeva stare in piedi da sola. Anzi, Cristo di Dio, che dico, sapeva correre e traballava dappertutto. E proprio il giorno prima aveva battuto la fronte per terra. E me lo ricordo perché mio marito, pace all'anima sua, era un uomo tanto spiritoso. La tira su e, ehi, dice, cosa fai? Cadi in avanti. E quando sarai più scaltra imparerai a cadere all'indietro. Non è vero, Giulia? E lei disse sì. Oh, ma che bella che sei, questa scemetta. Maria Vergine che smise di piangere e disse sì. Giuro, giuro, dovessi vivere 1000 anni non lo dimenticherò mai. Non è vero, Giulia, disse lui. E lei smise e disse sì. Dai, fai sentire, com'è che hai detto? Smettila, per favore, taci. E dire che aveva sulla fronte un bernoccolo grosso come un coglione di galletto. E mio marito disse, cadi in avanti, vedrai che cadrai all'indietro. Non è vero, Giulia? E lei disse sì. E dai, dillo. Valia! Sì. Calma, ho finito. Che Dio ti benedica. Eri la più bella bambina che avessi mai allattato prima. E se un giorno arrivassi a vederti maritata... Ecco, maritata, questo è proprio il succo del discorso che volevo fare. Giulietta, credi di essere disposta a sposarti? È un onore che non sogno neppure. Bene, è ora che tu pensi al matrimonio. Molte ragazze più giovani a Verona sono già rese madri. Signore molto illustri e rispettate. E se non sbaglio i miei conti, ero già tua madre io alla tua età. E tu sei ancora così fanciulla. In 2 parole, il nobile conte Paride ti chiede per amarti. Un uomo, fanciulla, un uomo che tutto il mondo... Madonna, una statua! L'estate di Verona non ha un fiore simile. Giusto, un fiore, un gran bel pezzo di fiore. La schiena. Che ne dici? Puoi amare questo gentiluomo? Stasera alla nostra festa lo vedrai. Un bel libro di poesie la sua faccia. Leggi in questo libro e studia ogni combinata coppia di versi a rima baciata i suoi lineamenti. E vedrai come si combinano felicemente a vicenda. Troverai la gioia scritta dalla penna della bellezza. E se c'è qualcosa d'oscuro in questo bel libro, lo troverai spiegato nel margine dei suoi occhi. A questo libro prezioso non manca che una bella copertina. In molti che lo guardano dicono che questo libro ha più splendore se chiude con ganci d'oro la sua storia dorata. E tu avrai tutto ciò che lui possiede, prendendo lui senza diminuire te stessa. Diminuire, anzi aumentare. Le donne crescono davanti agli uomini, crescono. Sii breve. Ti può piacere l'amore di Paride? Allora? Lo guarderò. Se il guardare eccita la simpatia, ma non più di quanto voi non mi permettiate di fare.
Anyway, so I'm good. Se credete che io profani con la mia mano indegna questa sacra reliquia, le mie labbra rosse, come due timidi pellegrini, cercheranno di rendere morbido l'aspro contatto con un tenero bacio. Mio buon pellegrino, voi fate un grave torto alla vostra mano, perché non ha fatto altro che dimostrare un'umile devozione. Anche i santi hanno le mani e le mani dei pellegrini le toccano, palma contro palma. Infatti è questo il bacio sacro dei palmieri. Ma i santi e i palmieri non hanno labbra. Sì, mio buon pellegrino, labbra che servono per la preghiera. Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue mani facciano come le tue labbra. Esse pregano, tu esaudiscile, in modo che la fede non si muti in disperazione. Ma i santi non si muovono, eppure esaudiscono coloro che li pregano. E allora non muoverti, così la mia preghiera verrà esaudita. Ecco, le tue labbra hanno tolto il peccato dalle mie. Allora le mie labbra portano il peccato che hanno tolto. Il peccato delle mie labbra? Ridammelo subito. Giulietta, dove sei? Tua madre deve dirti una cosa. Chi è sua madre? No, per dirci giovanotto, è la padrona di casa. È una brava signora, nobile, accorta e virtuosa. Io ho allattato sua figlia, quella con la quale tu stavi parlando a quattro labbra. È una Capuleti? Un caro conto da pagare. La mia vita deve tutta se stessa al mio nemico. Vaglia, chi è quel gentiluomo? Si è sposato, la mia tomba sarà forse il mio letto nuziale. Si chiama Romeo ed è un Montecchi, l'unico figlio del tuo grande nemico. Il mio unico amore è nato dal mio unico odio. Sconosciuto, troppo presto visto, troppo tardi conosciuto. La sovrumana forza d'amore. Cosa stai dicendo? No, niente, sono solo alcuni versi che ho imparato da uno che parlava con me. Andiamo a dormire, che è tardi. Andiamo. Grazie. Era la prima scena del Giulietta Romeo Life, l'incontro tra Giulietta e Romeo all'interno della festa Capuleti, che quest'anno ha fatto diventare questa splendida corte sgarzaria alla quale siamo tanto legati. Ringraziamo naturalmente l'Osteria Sgarzarie che ci ha concesso di occupare lo spazio. Il live sono 5 giorni di Giulietta Romeo, all'interno dei quali noi ci muoveremo negli orari previsti da Shakespeare, quindi per chi ha voglia e piacere, domani mattina alle 8:30 ci sarà la scena di Guire alla casa di Giulietta. Guire invece alla chiesa di San Pietro, quella che adesso viene chiamata chiesa di Santa Anastasia, l'incontro tra frate Lorenzo e Romeo. In ogni caso, casashakespeare.it, ci sono tutte le informazioni, terza edizione, ben felici di essere partiti anche quest'anno. Grazie. No Italian speaking, this is the third year of Romeo and Juliet Real Life. A performance will start in the day in which Shakespeare imagined the Romeo and Juliet story,
and we use the same day, but it's more important the same hours. So if you like to wake up early in the morning, you will see the balcony scene at 8:30 in the morning tomorrow, or for example, the lark scene on Tuesday at 6 a.m., obviously into the Juliet's chamber. Thank you, everybody. Have a nice day.